e nostra intenzione è quella di aprire nel weekend, sabato e domenica, l'accesso libero. Obiettivo: vaccinare tutti gli over 80 entro il fine settimana, come disposto dalla Regione Veneto. L'USL 6 mette in campo tutte le forze per completare l'immunizzazione dei più anziani, circa 10.000, quelli che ancora mancano all'appello. Per questo motivo, sabato e domenica, oltre alle prenotazioni online, gli ultra ottantenni potranno recarsi nelle sedi vaccinali senza bisogno di prenotare. 1.800 posti disponibili in fiera a Padova, sabato e domenica, sia mattina che pomeriggio. Circa 300 a Piove di Sacco solo di mattina, stessa cosa a Cittadella e Este, mentre Monselice l'accesso libero potrà essere fatto sabato pomeriggio e domenica mattina. Distinguiamo tra sabato e domenica due fasce, di popolazione, cioè quelli che sono, nati tra gennaio e giugno, indipendentemente ovviamente dall'anno di nascita, devono essere ottantenni, avranno un accesso libero, il sabato, mentre nati dal 1° luglio fino al 31 dicembre, domenica. Nelle prossime ore verrà definito l'accordo con la medicina generale per poter anticipare l'inizio della somministrazione a casa per i circa 7.000 over 80 che sono in regime di assistenza domiciliare. Nel frattempo sono state riaperte le prenotazioni per la fascia 79-75 anni, a disposizione circa 5.300 posti con AstraZeneca. In questi giorni il 59% ha ricevuto la somministrazione della prima dose. Si attendono per la settimana prossima 19.000 dosi di Pfizer, di queste 15.000 saranno destinate ai richiami e 7.500 di AstraZeneca. Difficile calendarizzare nuove date, visto le vicende legate al vaccino Johnson, mentre tra 2 settimane dovrebbe essere operativo come centro vaccinale anche l'ex ospedale militare di via San Giovanni da Verdara. L'USL risponde anche sul punto vaccini di via San Massimo, dove si sono registrati disguidi per gli ultraottantenni che, una volta arrivati sul posto, hanno scoperto che veniva somministrato solo il siero AstraZeneca. In via San Massimo si sta cercando un attimo di evitare questo disagio da parte dell'utenza, fornendo anche alla sede di San Massimo alcune dosi di Pfizer, in modo che ci sia la possibilità della doppia scelta da parte del medico che in quel momento sta facendo il triage.